buongiorno e bentrovati. Uno sguardo alle ultime notizie. Trieste e Napoli sono più vicine. Dal 14 dicembre debutta il nuovo collegamento di Wizz Air dall'aeroporto di Ronchi dei Legionari. Sarà il primo volo nazionale della compagnia dallo scalo Giuliano. La rotta prevederà 4 frequenze settimanali, lunedì, mercoledì, venerdì e domenica, con tariffe a partire da circa 20 euro. I biglietti sono già in vendita. Emergenza incendi sul caso triestino. Non si ferma l'allerta Monrupino, dove a una settimana dal vasto rogo che ha divorato 17 ettari di vegetazione, continuano le operazioni di bonifica. Nelle ultime ore, un sopralluogo di protezione civile e corpo forestale ha individuato 3 riaccensioni con fiamme attive all'interno del perimetro bruciato. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, supportati dall'elicottero regionale. Sotto stretto monitoraggio anche la situazione a Sgonico, in località Bristie, dove prosegue la sorveglianza per scongiurare nuove ripartenze. Allerta furti nelle aree di servizio del Friuli Venezia Giulia, in particolare a Gonarso e Fratta. La polizia stradale avverte: i ladri usano i jammer per impedire la chiusura elettronica delle auto o simulano forature alle gomme per distrarre i viaggiatori e derubarli. Per difendersi, la raccomandazione è quella di chiudere sempre la vettura con la chiave fisica e non lasciare mai oggetti di valore in vista. Oltre 8 milioni di euro per la sicurezza in Friuli Venezia Giulia. Il piano regionale per il 2026 finanzierà telecamere, polizia locale e sicurezza sussidiaria. I dati evidenziano un calo dei furti in casa, grazie anche ai contributi per sistemi di allarme e porte blindate. Preoccupa invece l'impennata delle truffe informatiche, salite a oltre 8.000 casi. Per contrastarle, la regione intensificherà le campagne di informazione. In pattinaggio artistico a rotelle parla triestino. Simone Cucovizza si è laureato campione italiano nella categoria Promotional Cadet. Il portacolori della Polisportiva Opicina ha conquistato il prestigioso titolo tricolore sulla pista di Piaccavallo, sede dei campionati nazionali. Enorme la soddisfazione della società giuliana, che ha celebrato il traguardo parlando di un premio strameritato, frutto di talento, passione e lunghissime ore di duro allenamento. E ora il meteo per la giornata odierna. Sulla zona montana e sulla pianura cielo in prevalenza variabile, sulla costa cielo poco nuvoloso. Saranno possibili temporali sparsi, anche forti, più probabili verso sera. Venti di brezza e temperature ancora elevate nel pomeriggio sulla pianura. In pianura le temperature minime varieranno tra i 20 e i 23 gradi, le massime fra i 33 e i 35 gradi. Sulla costa le temperature minime varieranno fra i 23 e i 25 gradi, le massime fra i 30 e i 32 gradi. Dalla redazione per ora è tutto, più tardi per le prossime notizie.